Sono venuto qui ieri, è la prima volta che arrivo in Sardegna, ho volato ieri. Vorrei commentare su quello che si è parlato di energia e ci sarà molta energia necessaria per seguire questa presentazione. Prima di tutto vorrei dirvi che mi dispiace, ma il mio italiano non è sufficiente e quindi ho problemi a capire se parlate italiano e sono molto contenta di avere queste due signore dietro ai grassi che lavoreranno per farmi capire. E la mia considerazione è che non sono da solo. Qui la quantità di persone che impara le lingue, qui si vede la percentuale delle diverse lingue, no? Lo 0,3 si dedica allo studio dell'italiano, qui ci sono il 7% di studenti dell'italiano che capiscano, sul 93% può leggere, possono capire e il 5% lo può capire, per esempio, e ho avuto latino a scuola, ma ovviamente non è stato sufficiente. Allora, dove vengo? Vengo da un istituto di ricerca che si trova ai confini della Danimarca e ci occupiamo di ricerca che copre tutti gli aspetti del turismo, principalmente degli studi sulle tendenze del consumatore. Sono basate su grandi numeri, grandi ricerche. Siamo una 12 persone, a sinistra c'è il nostro direttore, il professor Luhmann. Nel 2017 è arrivato da noi, questi sono gli altri colleghi che lavorano con me. Ecco, io sono il responsabile della ricerca, è un titolo molto altisonante, ma questo succede negli istituti di ricerca, che ci sia un capo. La presentazione, la prima riguarda il mercato delle vacanze in Germania, del turismo, con le cifre, i numeri e i dati. Thank you so much. Kind of. E se si è capita questa parte, ovviamente si capisce tutto il resto. La percezione come destinazione turistica è tutta indicata da questi numeri, quindi vi posso raccontare della mia esperienza di tedesco e vi posso dire quello che abbiamo scoperto della Sardegna e quello che i tedeschi percepiscono la Sardegna, come la percepiscono, che cosa ci si può aspettare e se non si sa niente dell'isola, e questo si farà nel pomeriggio. L'ho divisa in 4 parti, come ha appena detto Lucio, perché poi avremo un coffee break, penso che ne avrete bisogno. C'è un'introduzione sulla situazione sociale, politica ed economica, sebbene ci siano persone che vengono qui e che che conoscono benissimo la situazione tedesca e ci hanno anche vissuto. La seconda parte è quali sono i modelli di vacanza, quanti viaggiano, dove vanno, che cosa fanno quando viaggiano. La terza parte riguarda le informazioni sulle prenotazioni, cosa fornite in termini di incontro col vostro prodotto. La quarta parte è un'analisi sull'Italia come destinazione turistica. E questo ho suddiviso l'Italia in diverse parti per fare dei raffronti rispetto ad altre destinazioni. Kind of. Posso anche parlare un po' più lentamente. Questa è la Germania.
Come vedete è fatta da diversi stati rispetto all'Italia, che è una repubblica. La Germania è una confederazione di 16 stati e ovviamente ciascuno di questi autonomo formano questa repubblica federale. Qui c'è una cartina che è lì sopra. Sulla destra c'è una tabella con tutti gli stati che contano 82 milioni di abitanti. È uno degli stati più grandi dell'Europa in quanto a popolazione. E, ho indicato la classifica del prodotto interno lordo pro capite per abitante. C'è un gruppo di 4 stati che sono sopra la media è 39.700 di reddito pro capite per anno e come potete vedere questa è la fascia degli stati che sta sopra la media. Abbiamo anche 3 stati che sono 3 stati città, Amburgo, Brema, che sono i più prosperi, seguiti dalla Baviera, che è qui al sud, e il Baden-Württemberg, che è qui nella parte sud-occidentale. Le altre sono dei paesi che non se la cavano affatto male. Questo è un centro che prospererà quanto al commercio bancario, quando Londra comincerà a perdere colpi. Ci sono degli stati che sono sotto la media e sono tutti nell'ex Germania orientale, perché Berlino ha uno status particolare di città-stato, poi c'è la Sassonia qui, il Palatinato e il Saarland, che è uno stato piccolissimo. Io vivo invece sopra nello Schleswig-Holstein. E persino gli stati più poveri sono più ricchi degli stati dell'ex Europa orientale, come potete vedere. Questa zona dell'ex DDR, per esempio, potete vedere l'eccezione di Berlino, c'è ancora una linea ideale, un confine come quello che c'era una volta. C'è un contrasto sempre tra l'est e l'ovest, il nord e il sud. Rispetto alla popolazione di 82.000 abitanti non è tutta tedesca, per esempio. Un tedesco su 5 non è tedesco o non ha un trascorso tedesco, e questo ci porta ad essere una società molto colorata, molto variegata. L'11% hanno ancora la cittadinanza straniera, e mentre invece l'11% sono immigranti. Mi spiace, non posso tradurre, non c'è il microfono. Se si considera al numero di abitanti con un passato di immigrazione, i turchi sono stati i primi che arrivavano negli anni 60, il secondo gruppo è quello dei polacchi, molti paesi che arrivano dalla Polonia per lavorare, i russi hanno un ruolo speciale perché molti hanno radici tedesche, quindi tornano e emigrano nel paese di origine dei loro avi. E il quinto gruppo è quello di radici italiane. Molte persone sono arrivate in Germania negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70 per lavorare, e
abbiamo 1 milione di persone di origine italiana. La Siria è un fenomeno recente, ovviamente, per quanto riguarda il fenomeno dei rifugiati. Abbiamo 500.000 persone che arrivano ogni anno e che entrano ogni anno. E questo è un tasso decisamente stabile, a parte il 2015, quando c'è stato questo grande flusso di migranti dall'Afghanistan, dall'Iran, dall'Iraq, che sono arrivati in Germania. È interessante da vedere quanto al bilancio positivo la Germania perderà popolazione. Cosa succede con le cifre senza la migrazione? Ecco, la Germania si trova a meno 15-20%, lo stesso più o meno dell'Italia. Con i migranti possiamo mantenere il numero della popolazione. Questo è molto importante per capire come i tedeschi pensano in termini politici ed economici. In particolare la parte orientale della tedesca ha una diminuzione della popolazione e continuerà ad averla, ma altre parti che sono più ricche, per esempio quelle qui o qui sopra ad Amburgo, avranno un incremento della popolazione. Abbiamo una migrazione verso le città e via dalle campagne, per esempio. Questo è il tasso di prodotto interno lordo. Potete vedere come, con l'eccezione del 2009, quando abbiamo avuto un picco come tutti gli altri paesi in Europa, abbiamo avuto 8 anni di stabilità in termini di crescita economica, che è molto bene per noi, ma è bene anche per voi, perché soltanto le persone che dispongono di determinate entrate possono venire in vacanza. Questo è il tasso di disoccupazione, la percentuale di popolazione è decresciuto sostanzialmente negli ultimi 10 anni, da 4,3 al 2%, c'è stata una decrescita e allo stesso tempo la forza lavoro, il numero di persone impiegate è aumentato, quindi non è dovuto a una decrescita della popolazione, ma a una crescita della forza lavoro. Sono due dati significativi. E questo porta a un problema del tutto sconosciuto fino a 20 anni fa, ossia è quello che bisogna appunto affrontare la mancanza di personale qualificato, perché molte aziende, soprattutto anche quella dell'industria, non trova personale qualificato a sufficienza a coprire i loro bisogni. E questo, se si pensa agli anni 50, quando negli anni 50 e 60 arrivò una massiccia quantità di migranti dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Turchia. Questo è il bilancio dei pagamenti, il denaro che i tedeschi spendono fuori dalla Germania e quello che invece rientra. Il bilancio è sempre negativo, cioè i tedeschi spendono più soldi all'estero rispetto a quelli che gli altri paesi spendono da noi. Questo un meno 39% in miliardi di euro nel 2017. L'Italia invece ha un bilancio positivo a più di 15 miliardi. L'Italia è una destinazione, mentre invece il paese, la Germania, è un paese di origine del turismo e forse in gran parte destinato insomma all'Italia. Qui abbiamo questioni politiche, abbiamo avuto le elezioni nel 2017 a settembre e solo l'anno scorso a marzo sono riusciti a formare un nuovo governo con il vecchio cancelliere che probabilmente conoscete già qui al centro, e
vorrei mostrarvi e concentrarmi su questo grafico che mostra i risultati elettorali per tutti i partiti nel 2015 rispetto al 2013. I cristiani democratici, a cui appartiene appunto Angela Merkel, hanno perso, e i socialdemocratici pure hanno perso. Persino l'Unione Cristiano Sociale, che erano una sorta di partito fratello, hanno avuto una debacle, mentre i partiti più piccoli, la sinistra, i Verdi, hanno avuto delle grandissime crescite. L'Alternativa per la Germania, che è un politico antimigrante di destra, è arrivato quasi al 13%, quindi c'è stato diciamo, un passaggio a destra, e questo è il nuovo governo. La seconda parte del mio lavoro sulle vacanze e i viaggi. Come abbiamo ricevuto questi dati? Ovviamente abbiamo lavorato su fonti diverse. Questa si chiama Reisanalyse, analisi del viaggio, appunto. È un'inchiesta che è stata condotta per un tempo molto vasto, 5 anni, una delle più lunghe, delle più prolungate sull'argomento vacanze, comportamento turistico. Quello che facciamo è abbiamo quasi effettuato 8.000 interviste tra gennaio e febbraio, e più di questo appunto vis-à-vis, mentre invece le altre 5.000 sono state condotte online, e quindi abbiamo un database che è molto affidabile sui gusti, sulle tendenze dei viaggiatori. Forse qualcuno di voi ha partecipato alla borsa del turismo e ha conosciuto alcuni risultati sono stati già presentati in questa sede. Questi sono alcuni dei partner. In Italia abbiamo il Trentino che ha partecipato a questa, e ovviamente potete anche accedere a questi dati se volete. Quindi qual è la propensione in termini di viaggio e vacanze? Allora, quante sono le persone sopra i 40 anni che parlano tedesco che si prendono più di una vacanza all'anno? Il 77%, e solo il 23%, ossia un quarto della popolazione di lingua tedesca, non fa viaggi, fanno viaggi brevi, ma la maggior parte della popolazione fa una vacanza all'anno, e ciò porta a un numero di 54 milioni di persone. Questa è la parte di popolazione, questa è la propensione, che è decisamente stabile. Non ci sono grandi slittamenti su queste cifre. Questo vi dà l'idea che se pensate che ci sia un'espansione, prossima avventura delle vacanze, del mercato delle vacanze, vi sbagliate, perché c'è stato un incremento anche dopo la riunificazione, ma negli ultimi 10 anni non c'è stata questa grande variazione della propensione. Se ho capito bene quello che ha detto Lucio quando ha mostrato la torta non è in crescita, quindi dovete prendervi una fetta ricavandovela da qualcun altro, dal mercato di qualcun altro. La quantità di frequent travelers, di viaggiatori abituali, che per esempio negli ultimi 3 anni hanno viaggiato regolarmente, si è passati dal 24% del 72 al 61% del gennaio di quest'anno. Quindi questo gruppo di viaggiatori che viaggia ogni anno e che vedono il viaggio come un elemento costitutivo del loro stile di vita. Ci sono dei cambi demografici, qui c'è il forecast per il 2025
Per gruppi di età, come potete vedere, c'è per questo gruppo di persone sopra i 70 anni che è in crescita decisa, perché sappiamo qual è la struttura. Ovviamente conoscere l'età dei nostri turisti è molto utile. E la fascia delle persone sopra i 60 anni passerà dal 30% al 40%. Quindi preparatevi ad avere persone più anziane. Questo è invece il comportamento di coloro i quali fanno vacanze con i bambini. Sta scendendo un po', negli ultimi 20 anni c'è stata una decrescita e la ragione è semplice, che le famiglie si stanno riducendo in numero. C'è stato questo periodo negli ultimi 2 o 3 anni, c'è stato un aumento della natalità, ma ovviamente il fatto che poi si aumenti questo gruppo richiede del tempo. Mediamente i nostri viaggiatori si prendono una vacanza di 29 ogni anno. Il numero di viaggi non crescerà, sale, scende un pochino, dipende dalla situazione economica, ma è, direi, per lo più stabile. Questo è il numero di totale, che insomma arriverà a 70 milioni nei prossimi anni. Questa è la cifra spesa per ogni viaggio per persona e in totale conterà per 73,4 miliardi di euro per le destinazioni scelte dai tedeschi. Come dicevo, questa è una proiezione per il 2025, una stima media circa 68 miliardi, insomma non crescerà oltre queste cifre. La spesa per le vacanze è aumentata, ma anche gli altri prezzi ovviamente sono aumentati perché tante cose sono diventate più care. È interessante vedere come il comportamento del consumatore è correlato alla spesa, che è diventata più rilevante. Le persone tendono a spendere un po' di più per quanto riguarda le vacanze rispetto ad altre cose che possono comprare o possono acquisire, perché è aumentato in maniera più leggera rispetto ai costi sostenuti per le vacanze. Naturalmente queste spese non sono le stesse ovunque. Il blu è per i viaggi in Germania. Se si fa un viaggio ovviamente di lungo raggio all'Australia, ai mari del sud, ovviamente le spese aumentano, e invece nel Mediterraneo la fascia gialla indica il livello di spesa. Naturalmente il gruppo più vasto di consumatori si trova qui nella parte media, non troppo caro, non troppo costoso, insomma sempre di mezzo. Non esagerate, non andate agli estremi, cercate di restare in una zona sicura. I viaggi di lusso riguarda il 5% dei viaggiatori che sono disposti a pagare qualsiasi cifra pur di avere altissima qualità. Poi c'è il 33% che è disposto a pagare un certo importo rispetto a un certo livello di qualità, mentre invece il 12% non potrebbe viaggiare se non a prezzi molto bassi. Quali sono le destinazioni più richieste? Vedete? Il 28% resta in Germania. 3 viaggi su 10 riguardano il turismo nazionale, rimangono in patria.
questo tasso è abbastanza stabile, sebbene negli anni 70, 60 era più alto. Dove vanno? Sulla costa o in montagna? Di nuovo, costa, costa, montagna e il resto in giro per il paese. Il 72% se va all'estero, lascia la Germania, e le mete più significative sono la Spagna, tradizionalmente sin dagli anni 60, da quando è stato inventato il pacchetto dei viaggi verso Maiorca, poi l'8% in Italia. L'Italia, da un punto di vista del tedesco, ha molte destinazioni alle Alpi, Toscana, Venezia, Roma e il centro Italia, e al resto mi dispiace, ma è così. Se guardiamo i dati in maniera più approfondita, poiché ho diviso alcune di queste cifre, è una meta importante, ma è suddivisa in diverse destinazioni. Al di là di questo dovremmo vedere la Turchia, che è al terzo posto, l'Austria, che tradizionalmente è una meta. Le Alpi hanno un problema per quanto riguarda il turismo. Si vede appunto con l'Austria. Quindi il 28% resta in Germania, il 29% dei viaggiatori va sulle coste mediterranee e la Sardegna, come il sud Italia, è compreso in questo gruppo. 28, 29, il 20% va nel resto d'Europa, che non è mediterraneo. Abbiamo l'8% sulle Alpi, che rappresentano un gruppo speciale, e l'8% in paesi mediterranei non europei, principalmente la Turchia, e l'8% di viaggi di lungo raggio. Ed è un gruppo che sta crescendo negli ultimi 20 anni e rappresenta comunque sempre un 8%. L'idea di dover sviluppare le destinazioni lontane per i tedeschi non è proprio così, è l'8%. Insomma, i tedeschi non viaggiano molto su queste destinazioni. La maggioranza va verso il Nord America e nel sud-est asiatico, per esempio. Adesso questo lo salto. Oltre alle vacanze più lunghe, oltre i 5 giorni, abbiamo i short breaks, cioè i brevi viaggi da 2 a 4 giorni. Come potete vedere in questa tabella, nel 2017 abbiamo avuto più di 82 milioni di questi viaggi brevi rispetto ai viaggi di lunga durata. Ovviamente la spesa è decisamente inferiore rispetto a una vacanza di lunga durata, ciò significa che il turnover e le dimensioni del mercato dei viaggi brevi è di 23 miliardi contro i 73,4 miliardi dei viaggi più lunghi. Quando consideriamo le destinazioni dei viaggi brevi, la maggior parte dei viaggiatori rimane nel paese e soltanto un quarto va all'estero e vanno principalmente nei paesi vicini, per esempio Parigi, Copenaghen, l'Austria, insomma. Questa è la proporzione maggiore di questi viaggi. Qui c'è l'Austria, Paesi Bassi, la Francia, l'Italia ne ha una piccola parte del 2,5%. Venezia, per esempio, per un fine settimana in città. Se mettiamo tutti questi dati insieme, viaggi di lunga durata e viaggi brevi, avete 33 milioni di persone che fanno entrambe le cose. 20 milioni non fanno vacanze brevi, ma fanno una lunga vacanza.
e 4 milioni e mezzo fanno solo viaggi brevi, ma non fanno viaggi lunghi, e 12 milioni che non viaggiano nel tutto per scopi turistici. Quando si viaggia cosa si cerca? Ecco, abbiamo diviso 29 motivi e i risultati sono molto stabili. Ovviamente si poteva barrare una casella rispetto agli interessi. Se guardiamo i numeri si vede che più del 100% è che per le persone non hanno solo un motivo per fare una vacanza, per viaggiare. L'idea è di andare all'aeroporto, andare al bancone, voglio spiaggia e mare, non mi interessa dov'è, non mi interessa come ci arrivo, io voglio solo questo. Sì, queste persone esistono, ma sono molto rare, perché quando si sceglie una destinazione sono molti i motivi che portano a scegliere un viaggio, e le persone tendono a includere diversi motivi, tanti motivi in un solo viaggio, diverse istanze, diverse aspettative. È qualcosa che dovete considerare è il numero dei motivi dal 1971, che questa cifra, il numero dei motivi, dei bisogni che le persone hanno, che si vogliono soddisfare, insomma i bisogni. Ecco, c'è un numero bassissimo adesso di persone che hanno solo un bisogno. Alcuni dettagli tecnici su come le persone si muovono e si spostano, la metà circa in auto, e questo ovviamente più nel turismo nazionale interno, il 40% in aereo, che è aumentato negli ultimi 20 anni, il 7% in auto, in particolare le persone più anziane che tendono a viaggiare per lo più in auto o in pullman, e il treno solo il 5%. Forse è più significativo per i viaggi brevi, perché per quelli lunghi il treno ha un ruolo decisamente minore. Dove soggiornano, hotel, motel, guest house, per il 25%, 26% in appartamenti o case in affitto, sono molto richieste, che si autogestiscono, e il 6% in campeggio. La maggioranza di questi sono camper o case mobili, non più con le tende tendenzialmente. La durata in giorni è circa di 12 giorni e 6, e questa cifra è molto stabile. Si cerca di viaggiare più spesso? No, non è così. In realtà questa è la durata standard, anzi standard, si tende a ridurla anche un pochino. Alcuni tipi di vacanze negli ultimi 10 anni. Sole e spiaggia è il gruppo più ampio ed è in crescita, è qualcosa che appunto è in aumento, mentre il riposo e il relax, cioè non fare nulla, sta diminuendo. Le vacanze nella natura stanno aumentando. Viaggi in famiglia sono anche in crescita, sebbene il valore economico delle vacanze di famiglia diminuisce, perché la famiglia è sempre più piccola, e ciò non significa che i viaggi di famiglia siano meno importanti. Sembra una contraddizione, ma non lo è.
20 anni fa si avevano due bambini e una famiglia, adesso abbiamo un bambino e una famiglia. Eppure queste famiglie viaggiano ancora, non viaggiano più con due bambini, ma viaggiano con uno. E poi c'è una grande porzione, sebbene a un livello più basso, di nonni che portano i nipoti in vacanza. Non hanno figli nella loro famiglia, ma portano quelli dei figli, e questa è una grande porzione, ma a livello, diciamo che è una porzione, una parte in crescita, ma a livelli limitati. Visitare amici e parenti sta diminuendo. German tourism industry is quite strong in health tourism, and they suffer a lot for 2 decades now. But here you can see what goes up. It's Quello che aumenta sono delle gite, la natura, il sole e la spiaggia. Questa invece è l'attitudine verso la l'attenzione verso la sostenibilità. Non l'abbiamo chiesto da sempre. Abbiamo iniziato a porci queste domande nel 2013 a gennaio. La metà delle persone interpellate è che la meta sia, il viaggio sia socialmente e ambientalmente, da un punto di vista ecologico, sostenibile. Come si trattano le persone, come le persone reagiscono quando si trovano su un'isola, per esempio come turiste. Se ad esempio si creano delle tensioni oppure no. Il numero è cresciuto. L'interesse nei confronti della sostenibilità è una parte normale del comportamento e dell'atteggiamento del turismo, anche se non confluisce necessariamente in un cambiamento del comportamento. Nel 65% dei casi sono interessati sì per l'ambiente, ma viaggiano in aereo. So this is attitude, this is not behavior. But following the idea that behavior follows attitude with some time delay, we can a little bit forecast that this will become more important in the future. Ecco, sarà importante che l'atteggiamento poi modifichi il comportamento, soprattutto nel futuro, insomma. Avete visto molti dati e numeri. Allora, erano così tanti che vi siete guadagnati la pausa caffè. Quindi la seconda parte sulle informazioni, le prenotazioni, come le persone prenotano le loro vacanze e come si ricevono le informazioni sulle loro vacanze, soprattutto per destinazioni come l'Italia e il sud dell'Italia. Quindi prima di tutto guardiamo ai canali di prenotazione. Qui sulla destra facciamo un paragone tra il 2007 e il 2017. Potete vedere gli esempi di prenotazione vis-à-vis nelle agenzie di viaggio, come sono diminuite, quindi come invece le prenotazioni online sono aumentate. La porzione di prenotazioni online è aumentata notevolmente. Noi quindi abbiamo come strumenti l'email, il telefono, il fax. Dal punto di vista dell'organizzazione abbiamo un'ampia porzione di pacchetti, quindi significa che quando si va sull'agenzia di viaggio si ha un catalogo dove ci sono i pacchetti che poi l'agenzia prenoterà per voi, quindi il trasporto è l'hotel. Qui avete visto che c'è stato un leggero decremento in questi anni per quanto riguarda l'alloggio, quindi
questa prenotazione viene fatta separatamente rispetto al trasporto. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, questi differiscono a seconda della destinazione che si cerca. Per esempio in Germania la linea blu, che significa prodotti, servizi che sono prenotati separatamente, sono la componente maggiore. Quella linea gialla è il tour fatto con pacchetti o la vacanza modulare, insomma. Noi in tutto il mondo abbiamo qualcosa che si chiama la cintura, quindi delle vacanze a pacchetto, che includono paesi come la Spagna con le sue isole, Maiorca, le Canarie, che raggiungono circa l'87%, a volte più dell'87%, che non vengono vendute in forma di pacchetto. Vacanze a pacchetto vengono vendute o in agenzia o online. Poi abbiamo il Portogallo, la Turchia e anche i Caraibi, che rappresentano il 70% della vacanza a pacchetto. O le persone sono ispirate, informate per la pianificazione delle vacanze. Qui si può vedere di nuovo che la fetta online ha un'importanza crescente. Potete vedere che comunque le cose stampate come le brochure, i cataloghi conservano la loro importanza e hanno una percentuale maggiore. Poi per quanto riguarda la consulenza rispetto all'agente di viaggio, la fetta dell'agente di viaggio è diminuita molto negli ultimi 15 anni. Anche il numero delle agenzie di viaggio è aumentato molto, circa 8.000 agenzie di viaggio sono sparite, ma quando si torna al prodotto standard per quanto riguarda il Mediterraneo, per esempio la Maiorca, o comprare un pacchetto, si va alle agenzie di viaggio, che quindi conservano la loro importanza. Poi abbiamo i siti web che riguardano l'accommodation, l'alloggio, e poi abbiamo i siti che riguardano quindi le destinazioni di vacanza, cioè un paese, un'isola. Per quanto riguarda Google abbiamo 1 su 5 che fanno la loro ricerca attraverso Google. Per quanto riguarda i portali di viaggio online, per esempio Expedia appartiene a questo mondo, quella è la percentuale. E qui abbiamo per esempio i viaggiatori che si recano nel sud Italia, che potete vedere che qui le agenzie di viaggio, le brochure, eccetera, non hanno un'importanza così rilevante in confronto all'altro mercato, e anche l'alloggio su website, quindi se si cerca un alloggio o si fornisce un alloggio, il website è diventato una delle maggiori fonti di informazione per l'alloggio. Qui abbiamo una curva che rappresenta la porzione crescente di accesso a internet. Da gennaio del 2000 a gennaio del 2018 siamo partiti col 22% della popolazione tedesca che aveva accesso a internet 18 anni fa, e adesso siamo arrivati all'83%, quindi considerate che questa curva sta diventando un pochino più lieve negli ultimi anni, però sta crescendo soprattutto per le persone, per quanto riguarda gli anziani che stanno iniziando a usare questo sistema. I giovani sono comunque online, quindi si può contare sul fatto che se si vuole raggiungere le persone di 40 anni, di quella fascia, li troverete online.
Quindi qui This sì, again la is stessa the cosa, di access nuovo, curve, questa è la this is the curva di curve of accesso e questa è la people curva delle using the persone che internet for usano internet travel per information, le and you informazioni di see that it's viaggio. growing almost parallelly. So the Come access to vedete the stanno internet, crescendo quasi in it's quite parallelo normal that ed è people get normale information che le about their holiday trips persone online. So to use online acquisiscano is le loro probably informazioni sui getting viaggi information online. online, quindi è questa The booking la curve modalità is a più little bit comune below that, adesso. but you Per see quanto that it's riguarda la still curva delle rising, prenotazioni, and about sì, è un half pochino più, of the holiday travelers ha un have tasso di used crescita the meno internet rilevante, ma for sta some sort of holiday aumentando. booking, be it a package tour, be it some Quindi accommodation booking. le persone You che see that vogliono this trovare line un alloggio sicuramente lo fanno attraverso internet. bringing the two things together, Se the portiamo le due channels cose and the insieme, i due organization, canali we can organizzativi, see possiamo that vedere the che portion of la bookings through porzione travel delle agents prenotazioni has attraverso le decreased over the agenzie di last 10 viaggio è years from diminuita 40% negli to ultimi 30%. 10 That's what I anni, just told you a minute ago. dal Our travel agents have become less important. 40% It's still an important factor for about a third of the holiday. al 31% e le agenzie di viaggio sono sempre un fattore fondamentale, però la loro importanza è diminuita. Usiamo altri canali, cioè prendiamo direttamente il telefono, chiamiamo l'hotel e facciamo una prenotazione direttamente. Anche questo ha avuto un decremento e tutte queste modalità sono state sostituite, vengono sostituite dalla modalità internet di prenotazioni attraverso portali online e quindi qui c'è stata una crescita massiccia dal 10 al 19% e le prenotazioni individuali fatte online si sono quasi triplicate negli ultimi 10 anni. Quindi, per riassumere, quello che diventa più importante quindi sta sostituendo la modalità online, sta sostituendo quella offline, i canali offline. Cosa succede nella fetta di mercato italiana per quanto riguarda le destinazioni di vacanza? Quindi per quanto riguarda la fetta di mercato tra la popolazione tedesca potete vedere che ci sono stati degli alti e bassi, però diciamo che il tasso di crescita è abbastanza stabile, anche se c'è stato un lieve decremento, siamo sempre sull'8%. Quindi se interpretiamo questi dati dovete sapere che abbiamo una rottura metodologica in questo punto in questo momento, soprattutto dal 2002 al 2011 e soprattutto 2017. Quindi c'è un'enorme differenza, come avete visto dall'inizio. Circa il 20% della popolazione ha uno sfondo molti sono dei migranti. Oh, attenzione, non devo oltrepassare la linea. Sono migranti e quindi comunque hanno imparato il tedesco. Sono persone che non sono tedesche ma che parlano tedesco. Quindi dal 2002 al 2011 c'è stato questo fenomeno. Qui questo percentuale, l'8,2%, è un dato importante che è basato sulla metodologia. Per quanto riguarda la fetta di mercato dell'Italia, si differisce un po' rispetto ad alcuni segmenti. Per quanto riguarda le vacanze di spiaggia, da spiaggia abbiamo 12,9 milioni, poi abbiamo per quanto riguarda le vacanze di città
Quindi l'Italia ha più del 9% e dopo il pranzo vi darò una spiegazione di questi numeri, cioè l'8% per le vacanze da spiaggia, il 10% per le vacanze nella natura, il 9% per la città e il 4% per quanto riguarda le vacanze nelle spa. Per quanto riguarda le vacanze in spiaggia, possiamo vedere che la Spagna ha il 27%, mentre l'Italia ha l'8%. E quindi quasi il triplo, la Turchia al 13%, la Grecia al 10%. La Grecia dopo la crisi finanziaria si sta riprendendo. Prima ha avuto una ripresa il turismo proprio in seguito alla crisi finanziaria, quindi c'è stata una notevole ripresa in seguito alla crisi. Cosa si aspettano le persone quando vanno in vacanza? Questo grafico riguarda il marketing, il valore per i denari, un paesaggio meraviglioso, il bel tempo. Ognuna di queste variabili, di questi elementi ha una sua rilevanza. La sicurezza personale, ha guadagnato una importanza notevole negli ultimi anni. E per quanto riguarda la cucina locale, che deve essere comunque è molto buona, i servizi, la qualità dei servizi è un punto molto importante, poi abbiamo le cose meno importanti. Vediamo le percentuali per quanto riguarda l'Italia, 66% delle persone che sono interessate ai vacanze in Italia, sono interessate al valore del denaro, 59% un bel panorama, 73% tempo bello. Guardiamo anche la sicurezza personale, soprattutto la cucina. Queste sono delle questioni che differenziano l'Italia dal resto delle destinazioni. Qui abbiamo la fetta dei canali di prenotazione online per destinazione, quindi quanti viaggi vengono prenotati online, e qui di nuovo l'Italia si colloca nel mezzo col 52%, mentre in Scandinavia, nei Paesi Bassi tendono sicuramente a prenotare online. Non voglio leggere tutti i dati, tutti i numeri, li potete leggere da soli. Quindi l'Italia si colloca nel mezzo. Quindi di più rispetto alla Spagna, alla Grecia e il Portogallo e ad altre destinazioni. Le persone che vanno in Italia lo fanno online. Quanto è difficile la concorrenza per l'Italia come destinazione? Quello che potete vedere qui è che nella popolazione il numero di destinazioni visitate negli ultimi 3 anni è del 2,5%, aumentato. Quindi per quanto riguarda l'immaginazione, dice le persone, sì, immagino che vorrei andare in Italia o nel Mediterraneo, quindi il numero delle destinazioni, dei potenziali viaggiatori in Italia è del 3,2%, per quanto riguarda il numero delle destinazioni tra il 2017 e il 2019 c'è una percentuale molto più elevata, quindi la destinazione Italia a volte la concorrenza è molto maggiore rispetto ad altri paesi, quindi
Spesso, quindi le persone che vengono in Italia sono più interessate alla varietà delle destinazioni. Quindi ci sono i viaggiatori molto interessati alla Spagna, Germania, Grecia, Francia, Australia, anche Danimarca e Paesi Bassi. Questo non è completo se vogliamo aumentare le percentuali e la lista. Quindi avreste comunque il 16,7% in media. Le persone che immaginano di di passare le loro vacanze in Italia hanno comunque in mente il 16,7% di destinazioni in cui sono interessate, quindi come scelgono alla fine la loro destinazione? Quindi questo è un articolo che è stato pubblicato la scorsa settimana che dice la dolce vita è altrove. Ed è il corrispondente del Frankfurt Allgemeine che si chiede come ha performato l'Italia come destinazione turistica negli ultimi 10 anni. Quello che potete vedere qui è che la Turchia ha avuto un decremento nella domanda dal mercato tedesco, forse è dovuto alla situazione politica, una questione di sicurezza, o forse per Erdogan. C'è stato un decremento comunque. Ma dove vanno queste persone? Vanno in Spagna, Grecia, oppure in altri paesi nel Mediterraneo, ma non sono andati inItalia. Perché? Quindi c'è un attore principale che sta avendo un decremento, si è creato un vuoto quindi, e chi l'ha riempito? Portogallo, la Spagna, la Grecia, ma non l'Italia. E quindi perché? E se vogliamo riflettere di più su questa tematica, questa è la cartina che abbiamo mostrato a coloro i quali hanno partecipato alle nostre interviste, al nostro sondaggio. Qui vediamo che non abbiamo solo l'Italia, non abbiamo l'Italia, tutta l'Italia, ma l'abbiamo divisa in diverse porzioni. Qui abbiamo il nord Italia, qui su, e poi abbiamo il nord Italia nelle Alpi, a parte il Sud Tirolo, che è una parte speciale, poi abbiamo il centro dell'Italia e poi qui abbiamo il Sud Italia 554 che comprende la Sicilia, la Sardegna e la parte inferiore dello Stivale. È importante che le persone non confondano la Sardegna e la Sicilia. Quello che vi posso mostrare alcuni dati, alcune cifre per quanto riguarda la parte meridionale dell'Italia, che non può essere inclusa esattamente la Sardegna, che è un esempio a sé. Però dobbiamo dire che un'ampia porzione, un'ampia fetta sceglie la Sardegna. Qui avete la fetta di mercato delle diverse regioni italiane. La parte verde per le persone riguarda l'Alto Adige dove si parla tedesco, e poi la parte gialla per quanto riguarda la Sicilia, la Sardegna, l'Italia meridionale, il nord Italia è in blu e anche le Alpi.
Quindi avete visto che alcuni sono rimasti stabili dal 2002 al 2010 e poi c'è stato un incremento dal 2010 al 2017. Tra il 2010 e il 2011 ci sono degli elementi, dei fattori fisiologici che si sono presentati, che vi spiegherò. Per quanto riguarda il blocco giallo, non è quello più alto, ma è quello verde che ha avuto un maggiore aumento. Io qui ho messo tutti i viaggi delle persone che parlano tedesco, che si recano in Italia meridionale, Sicilia o Sardegna, o quelle che si recano in sud della Francia, nel Mediterraneo, in Corsica, sulla costa, oppure chi va a Formentera, Minorca, Ibiza o Maiorca. Questo vi ho fornito dei dati per fare un paragone. Se guardate la prima colonna, ci sono tutti i viaggi che fanno i cittadini tedeschi e qui abbiamo il 91% e il 9% di altri cittadini che parlano tedesco ma che non sono cittadini tedeschi. Vi ho detto che c'è questa variabile metodologica, ma come volete che c'è una porzione degli altri cittadini che è aumentata più di un terzo? Cosa significa? Che se guardate queste cifre, all'interno di questo 2% c'è i tedeschi, ma le persone che parlano tedesco. Ma quello che guardiamo è che che dobbiamo capire che se guardiamo solo le cifre, molte persone si recano in Italia per il cibo, ovviamente ovviamente vanno a volte non solo per il cibo, per le bellezze naturalistiche, ma alcuni vanno perché vogliono ritrovare la loro famiglia, le loro origini e sono soprattutto i cittadini, gli altri cittadini che parlano tedesco, ma soprattutto i cittadini italiani che vivono in Germania, che vanno a ritrovare le loro radici e che è una porzione molto importante, il 32%. Quindi questo ve lo dico per darvi, per farvi afferrare meglio qual è il turista tedesco, che cos'è il turista tedesco. Qui vediamo come si comporta il blocco e vediamo anche l'aumento del blocco verde rispetto a quello giallo. Come si può collegare ad altre destinazioni, come è collegato ad altre destinazioni del Mediterraneo. Quindi questo nel 93, è un articolo del 93 che dice che Maiorca deve diventare tedesca. Naturalmente nessuno ha minimamente preso in considerazione il fatto che Maiorca dovesse diventare uno stato tedesco, però questo era comunque il titolo di giornale. E come potete vedere qui, Maiorca, che è la linea blu, il blocco blu, in effetti riveste una maggiore importanza rispetto ad altre destinazioni qui, quindi il giallo di nuovo rappresenta l'Italia meridionale e vedete la differenza della proporzione. Quindi Maiorca ha lo standard di prodotto turistico che il tedesco si aspetta quando va in vacanza, ma potete anche vedere che questo blocco giallo è superiore a quello del verde scuro che rappresenta Formentera, Minorca, Ibiza, e anche superiore
superiore a Malta, che rappresenta solo vacanza balneare, oppure per l'apprendimento della lingua inglese. Qui potete vedere le differenze non solo in volume, ma anche struttura, nelle esigenze, nei bisogni delle persone, cosa cercano le persone. Qui per quanto riguarda di nuovo i viaggi e destinazioni selezionate, vedete qui che i viaggi verso la vostra regione sono più lunghi rispetto alla media, e anche rispetto a Maiorca o Formentera o Malta, perché comunque ci sono anche molti corsi di lingua che vengono inclusi. Qui abbiamo anche una fetta di persone che viaggia con ragazzi di 14 anni o più giovani, e questi rappresentano il 21%. E poi per quanto riguarda la spesa a persona, quanto le persone spendono a persona, per la vostra regione avete 101,50 al giorno, e questo riguarda solo i tedeschi, non anche gli italiani che parlano tedesco, che non hanno nazionalità tedesca, però viaggiano da lì. E il motivo per cui per questa crescita è che c'è una divisione tra le modalità in cui viaggiano le persone, nelle modalità di trasporto che scelgono. La porzione delle persone che viaggiano in macchina è superiore per le persone che vengono in Sardegna rispetto a quelle che vanno nelle Baleari, per esempio, a Maiorca, che viaggiano in aereo. Qui vedete il breakdown dei viaggi di vacanza rispetto alle destinazioni selezionate. Questo è davvero una media che funge da cuscinetto. Vedete nella prima colonna che c'è l'età, le fasce di età, a cui corrisponde poi la percentuale. Per quanto riguarda le persone sui 50 anni, abbiamo una percentuale maggiore rispetto alle altre destinazioni. Quindi le persone che vengono nella vostra regione sono persone di mezza età pressappoco, non sono persone molto giovani. Le persone che abbiamo appunto una visione delle persone che viaggiano dai 16 stati della Germania. Avete visto che abbiamo la parte nord della Germania, e ci sono delle fette che includono più di un paese, 2 o 3 paesi, soprattutto nella parte nord. Qui abbiamo quindi una differenza notevole rispetto agli stati. Molti viaggiano in Italia e anche nel sud dell'Italia. E soprattutto qui c'è un'alta percentuale delle persone che vivono in Germania e che tornano in Italia per ritrovare le loro radici. L'area più popolata è quest'area di Colonia, Düsseldorf, che è sicuramente la regione, la cintura più ricca della Germania, la fortezza della Germania. Quindi poi abbiamo le regioni nella parte orientale. All'inizio
here would have some more potential. Plus, also in Nielsen Ho detto, queste sono le regioni che hanno maggiore potenziale. Qua abbiamo il Baden-Württemberg, che è un'area comunque importante. We can split our sample up into social status classes. I selected 3, high, medium, Che quindi è una percentuale tra le più basse per il turismo. Qui potete vedere che nella vostra regione non c'è uno status sociale troppo elevato, così come invece accade per quanto riguarda lo status sociale medio, e invece quello basso è piuttosto ha una percentuale del 7%. E quindi questo potrebbe essere un indicatore, ma ci sono dei gruppi potenzialmente importanti che vengono da questa regione, quindi dovremmo forse basarci sulle persone, i turisti che vengono dal sud della Germania, in particolare dalla regione del Baden-Württemberg. Quindi parliamo adesso di tour con pacchetto che in confronto alle isole Baleari non ha una percentuale troppo elevata, invece rispetto al sud della Francia è una percentuale piuttosto elevata, e quindi qui abbiamo 2 operatori importanti che portano le persone qui in confronto ad altre aree. Questo è il modello, le modalità che usano le persone per venire in Sardegna. Abbiamo la macchina, il camper e l'aereo, che soprattutto è al di sopra della media, ma sicuramente molto inferiore rispetto alle Baleari. E abbiamo comunque una percentuale molto elevata rispetto alle Baleari delle persone che vengono in macchina, mentre nel sud della Francia, inclusa la Corsica, è circa la metà, cioè le persone. Quindi dobbiamo continuare comunque a contare su questi grandi operatori, sui 2 principali operatori che portano qui tour operator che portano qui le persone, perché diversamente come faremmo? Noi vediamo qui che cosa succede quando ci basiamo sulle regioni. C'è un picco nell'estate, mentre ovviamente abbiamo il 55% di persone che vengono in Italia, che è un pochino più elevato rispetto a Maiorca. Perché le persone quindi non vengono durante l'inverno o in autunno? Certo, ci potrà essere la pioggia, ma perché in primavera abbiamo una percentuale così bassa? Torniamo un attimino indietro alle diverse tipologie di viaggio. I'm glad that you said it and not only. Okay. Quando chiediamo alle persone che tipo di viaggio, di vacanza sceglierebbe, gli diamo 2 scelte. La prima è una scelta che ha solo un'opzione. Cos'è il tipo primario di vacanza? Cioè le motivazioni, il rilassamento, viaggio di famiglia, viaggio per rilassarsi, viaggio di famiglia, viaggio balneare, eccetera. Poi chiediamo che tipo di viaggio è più attinente alle vostre esigenze, e qui abbiamo appunto le diverse modalità.
sorted con by this diverse column. percentuali. You see that Concentriamoci the sulla colonna largest sinistra. type of holiday, Quindi la più Germans ampia traveling to porzione southern Italy, including Sardinia, di is a viaggi è relaxed trip. rappresentata It's not a beach trip. dall'Italia, It's not a nature che trip. It's include not la an active trip. Sardegna, ma It's a relaxed holiday. su questo versante possiamo trips and parlare family di trips. vacanza per lo scopo Second, with principale è quello 12% di each, but rilassarsi. that's Per quanto roughly riguarda la about half famiglia, of this abbiamo circa group. la metà So if you infer from that, why are people della traveling to percentuale southern Italy, including che Sardinia? It's si for basa relaxing. sul It's not for the rilassamento. beach Quindi le holidays, like the persone che Mallorca vengono in trip. Sardegna è It's simply perché for relaxing. vogliono rilassare, non come Maiorca o le altre isole delle Baleari. If we jump to the other side, Se ci spostiamo sull'altra parte, sull'altro more than one response was versante, possible. qui Then you è, see that è beach trip goes possibile up. più on the di first line, una di 34%. motivazioni. Qua il viaggio What does it balneare o mean? di It means, rilassamento yes, of va al course, the beach is 44%. Naturalmente la spiaggia è The situation importante, of la destination situazione at the coast of the Mediterranean is la- important. è And of course chiaro they go to the perché beach. quello But che that does not mean that they offrono do le a beach Baleari trip. è la spiaggia, They do a relaxed ma trip. And the comunque beach is not the primary focus for la most modalità people è to go fare here. un viaggio balneare però It's con una componente sort di of a, rilassamento how can I say, sort of elevata, background. quindi It's important to è have it, importante avere il but it's not the background, primary però reason to go there. non è la prima At least not motivazione for the per major andare lì, proportion non of per la holiday più makers grande going there. proporzione dei I think that vacanzieri. is important to Quindi note quello che è because importante when I went to sapere ITB, this è trip che trade fair in Berlin, of course I went quando to siamo andati alla the fiera stand of di Sardinia, of course I looked around a little bit, Berlino, and of naturalmente course I avevamo lo asked stand people della there, Sardegna e what has naturalmente Sardinia on avevamo offer? molte persone che People ci behind the chiedevano counter, cosa ad offrire how la is it with Sardegna, com'è, hiking and cioè che cosa cycling and all c'è, that. And quindi what they told si me può fare was, ciclismo, si può well, fare basically trekking, Sardinia is all about sun. ma la This Sardegna is what molte Sardinia is persone known dicevano è for. solo But of spiaggia course you e can do other sole, things, yes. molte persone Basically, erano it's a convinte di sun and beach questo. destination. Quindi è una destinazione dove But si va when per you il compare sole o per la that to spiaggia, what ma quando si confronta questo the consumers tell us, a ciò che i there's a big consumatori ci dicono, difference. c'è I'm una not noticing. grande The differenza beach, che yes, it is important. abbiamo notato. Because Sì, la otherwise you spiaggia è would go to the importante, mountains or to, I don't know, diversamente si Thailand or what have andrebbe you. in montagna. Yes, it is important, Sì, è but it's not the importante, primary focus of people, of most of the people. ma non è il focus principale delle persone. What you can see also Cosa, is quello che potete vedere all these with a è red che tutti box quelli around them all'interno have del portions in the riquadro right column which are a bit rosso higher compared to c'è the per quanto so riguarda beach trips, relaxed trips, la exploration trips. colonna gialla, Just to c'è una do some percentuale più experience somehow. alta Round trips, culture trips, sightseeing trips. Always this per column tutti is i a bit tipi higher di than another, viaggi except for nature trips. rispetto a That I find also interesting. I will get back to that after the second presentation. quello che è Because interessante when you are è che quando si approaching Sardinia si sta in an easily approcciando la as I did, Sardegna, what you learn is, yes, quello it's che an si island, yes, it's impara, an sì, Italy, è but it un'isola, has è a in stunning Italia, kind of ma nature. ha un'incredibile beaches, yes, but natura. also the Sì, va hinterland. bene la spiaggia, ma anche asked myself, l'interland. why doesn't that relate to the actual demand for holiday to E this area? perché questo non might be reason. compare e non ha percentuali così, una rilevanza What I also così find interesting importante is, nelle altre here we have the motivazioni di primary viaggio? type of trips again. Qui These two columns you already know, but I in have queste chosen due them colonne down che abbiamo già over the years. visto, vediamo What we can soprattutto see come, is that qual è these la trips tendenza in tutte le grow in importance regioni. during the summer. Ovviamente i viaggi che hanno come motivazione principale la spiaggia crescono durante l'estate. Basically, there's nothing included. It's just the Non stimulus c'è we give to the respondents. niente We give them a list, che è incluso. Diamo una asking lista e what type of chiediamo holiday che tipo di was viaggio this trip primarily. è stato fondamentale, It can be, but he prioritario. has to choose whether it was primarily a beach trip Quindi or whether it was si primarily può a relaxed scegliere trip. We leave that to the se respondent. si può We do not give scegliere, any classification. We le only persone give che the stimulus. partecipano al And the sondaggio interesting thing is, scelgono what we can see from the se previous sono slide is interessati that many alla people vacanza find the beach balneare important, oppure per il but that relax. primarily Principalmente is classified as a relaxed trip.
viene classificato come viaggio di rilassamento, quindi non viene percepito come viaggio balneare, che possibilmente include anche la spiaggia. L'interprete si scusa, ma se le domande non vengono fatte al microfono non possono essere tradotte. Il viaggio naturalistico per la Germania comunque riveste un'importanza notevole, però lasciamo che i partecipanti al sondaggio scelgano e possano barrare la casella, quindi un viaggio esperienziale può significare molto, ma lasciamo che questo venga stabilito dai rispondenti. Okay. Quindi gli intervistati hanno questa facoltà di scegliere, quindi io direi che l'immaginazione, la mia immaginazione rispetto a un paese del Mediterraneo è che durante l'estate o durante l'autunno ci sono la vegetazione è fiorita, c'è caldo, ma perché comunque durante la primavera la percentuale non è così rilevante. Comunque se avete delle domande specifiche durante il workshop è possibile approfondire certi aspetti e possiamo guardare meglio i dati. Queste sono le parti più importanti per me, che ritengo siano più importanti, e quindi vi riferisco su queste parti in particolare. Questa era quindi la prima parte, e invece la seconda parte nel pomeriggio parlerà della percezione della Sardegna come destinazione di vacanza in Germania. Quindi bisognerà vedere quelle che sono le immagini che vengono trasferite al mercato tedesco e come viene l'idea di andare in Sardegna. Ma questa sarà la seconda parte del pomeriggio. Noi abbiamo spostato un po' il programma, l'abbiamo cambiato, e questa seconda parte sarà un po' approfondita durante il pomeriggio. Quindi per il momento questo è tutto da parte mia. Sono sicura che avremo più tempo per il pomeriggio e anche domani per discutere e per parlare di tutti gli aspetti, approfondirli. Io sono molto contento e attendo con ansia le vostre domande. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.